Buonasera a tutti e benchiatas a Novis. Pais bassis agressions sui mies e autisti che van via. Queste le motivazioni de mobilitazione dal trasporto pubblico locale con ponti di adesione d'ogni dal 100% a Trieste. A mobilitazione alla chiappat parte il personale di ATAP Pordenone con un presidi davanti al municipio dopo misdia a Trieste Trasporti col presidi di mattina per una protesta convocate di tutti le sigle sindicali. In tai dis passats, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiatato il presidente di regione Massimiliano Fedriga, un confronto giudicato positivo che però non ha fermato la mobilitazione. Anche a Udine sono stati discomus al trasporto pubblico, ma l'astensione dal lavoro ha riguardato dome iscrisse e UGL e autoferrotrambiers. In te settimane prossime si avvegnerà convocato un sciopero di tutti i siglis sindicali. Una femmina di 63 anni è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo un squintro frontale succeduto questa mattina a Tomiec. La che sono restati feriti anche un frutto di poco più di un anno e il suo pari di 30 anni. L'incidente si è verificato di lungo le strade regionali 352 bis d'ogni dall'ospedale. La femmina è stata trasportata in elicottero dall'ospedale di Udine. L'uomo e il frutto sono stati trasportati all'ospedale di Tomiec. Il genitore ha riportato diversi feriti e fratturi in più parti dal corpo, il frutto lesions minors. Sul puesto di sguardi dal FUC, agenti di polizia locale e di polizia di Stato, la strada ieri è stata scerrata al traffico per un par di ore. E arriva all'atto finale la inchiesta delle procure di Pordenone su una banda di rumense che in tal giro di un mese e mezzo all'inizio del 2021 con paccaris e trattori agricoli è tornata a sdirigiare una ventina di balustri self-service di distributori di benzina in Friuli, Venete, Emilie, Parobali in Cassa. I magistrati hanno domandato al GUP il rimando a giudizi per 3 persone, sintora ai 25 anni di età, per rapine e robarie pluriaggravadis. A son detenutis già per stessi reati, ma relativi a episodi diversi, intanto che un quarto componente del gruppo alle muerte inneati in tal marcio dall'anno passato, in tal flum Lusinc, intanto che al provava a schiampare il resto dei carabinieri che lo aveva in scuierte ieri in Daur, a Corigli Daur. Fevelante UE a Roma, a margine dall'avvenimento annuale sul Plan Nazionale di Ripresa e Resilienza, Fedriga l'ha sottolineato la divisione di fa desse sceltis sul PNRR, perché non sono i bes per cui vergi l'aumento dei costi di tutti gli operis, che est alla giornata al comporto una rivisitazione in tal merito di questi sceltis. Bisogna capire, al pensiero di Fedriga, qualche azione che si arriva a fare dentro dal 2026 e quali sono che più necessari per il Paese. Per Fedriga queste sono le sfide di fare insieme con le commissioni europee. Attaccante di lunis prossima ai 5 di dicembre sarà disponibile in Taiab de Region le vaccine bivalente moderna, just quindi che varianti Omicron che circolin e potrai essere somministrate per i clams dal ciclo primarie, persone dai 12 anni in su, terza e quarta dose, e per i clams successivi, categorie fragilis. Per prime dose di reclam la vaccina è raccomandata a tutti i persone dai 12 anni in su, anche in spiete di la prima dose di reclam. La seconda dose di reclamo è raccomandata a persone di 60 anni e più e agli operatori sanitari, operatori e ospiti di strutture residenziali per anziani, femmine in gravidanza e persone con alte fragilità. La terza dose di reclamo è raccomandata a persone dagli 80 anni e agli ospiti di strutture residenziali per anziani come persone dai 60 anni e più con fragilità. Si intitola Insieme la nuove mostre di arte che il Comitato di San Floriano proponerà a Udine in Chiase Cavazzini, taccando il 19 di febbraio del 2023. La mostra, curata di Sara Alessio Geretti e viot Dutun Museus e collezionisti di vot paese di Europa e chiappe dentro opere di Guttuso, Dalì, De Chirico e Kandinsky. Nus fevele di Chest, l'assessore dal Comune di Udine, Maurizio Franz. Una nuove mostre a Chiesa Cavazzini con la collaborazione del Comitato di San Florian, si chiamerà Insieme.
Sì, che mostra che insieme alla seconda edizione delle grandi mostre che noi abbiamo di ospitare a Chiesa Cavazzini, noi vogliamo fare ormai un appuntamento ogni anno di una grande mostra in Chiesa Cavazzini, che ha la finalità non solo culturale di far conoscere Udine e Friuli in tutto il mondo, ma anche dal punto di vista turistico, perché l'anno passato, nonostante il Covid, portato quasi 60.000 persone, che stanno puntando a un obiettivo più grande, al manco 80.000 persone, e quindi di dare anche le nostre attività economiche, quindi insieme alle campagne che stiamo lanciando, io compro a Udine, cioè che i turisti vengono anche i cittadini della nostra regione che comprano sulle attività, sulle botteghe artigiane e commerciali della nostra città. Il progetto di recupero de aree ex Dormisch, che al recupero un spazio in talcur di Udine all'inchiarne i tre valori dal NUF, Bauhaus europea, estetiche, sostenibilità e inclusività. Lo ha detto Matteo Mazzolini, direttore di APE, l'agenzia per energie dal Friuli Venezia Giulia, in occasione dell'avvenimento organizzato a Udine per discutere di applicazioni in clave locale dal movimento creativo e interdisciplinare lanciato dal presidente della Commissione europea von der Leyen per sovrepensare spazi e città, mettendo un disegno e sostenibilità. Il progetto di qualificazione da ex Dormisch di Udine, finanziato da Daniele Di Buri, sarà proponuto per edizione 2023 dal New Bauhaus European Prize. Contest tra idee innovativi per riclaribrare spazi cittadini, insegne di bellezza e di sostenibilità. In tal'ambito delle celebrazioni dal centenario delle bonifiche ambi dal Friuli Venezia Giulia, associazione che da ogni i tre consorzi di bonifiche, Celline, Planure Furlane e de Venezia Giulia, propone mostre fotografiche che alla rendevano fino ai voti di Genare, esposti in Chianive, a Palazzo Mantica, 60, tra Odiez, Storix e Panei Fotografics. Legge del passato per immaginare il futuro, uomini e donne dell'acqua. Presidente Clocchiati, c'è Conte che queste mostre che vengono inaugurate. Beh, conta che la storia dei nostri territori è la storia delle bonifiche che è stata in Friuli. Noi abbiamo voluto mettere in pins con i tre consorzi dai nostri territori perché racconta proprio la dignità, la passione e anche il lavoro di queste popolazioni che erano presenti sulle nostre zone, soprattutto le basse furlane, e che vivevano in condizioni non proprio ottimali. E quindi il fatto di fare le bonifiche e dal 33 di istituiti consorzi sarà portato dopo a tutta una serie di attività che ha portato alla salubrità ambientale, sanitarie, umane e anche di alimentazione di queste popolazioni. E alle dutte, parus gnote, gnovis al torne lunis, sempre snuv, mancul vinche sozzere. Grazie e buone serate dei viodici.